Acque sicure dal punto di vista ambientale lungo tutta la costa veneta. Lo provano le analisi scientifiche effettuate da ARPAV, che grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia ha terminato il monitoraggio stagionale dell'inquinamento batterico lungo i 100 km di coste destinate alla balneazione. Fortunatamente quest'anno gli esiti sono positivi, su 95 punti di controllo, 89 sono risultati con una qualità delle acque eccellente e gli altri, i restanti 6, con una qualità delle acque buona, quindi i turisti possono venire in Veneto tranquillamente. La collaborazione tra i due enti è stata avviata nel 2011. Da allora ARPAV e Guardia Costiera hanno percorso assieme circa 20.000 miglia di mare in oltre 430 giornate di navigazione, prelevando 10.000 campioni di acque, sedimenti e organismi marini. L'attività di tutela ambientale è una delle funzioni che svolge il corpo, è direttamente correlata anche alle altre, quelle della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, controllo della filiera della pesca, quindi sono attività molto vicine tra loro. Ogni anno, comunicano da ARPAV, vengono effettuati oltre 1.000 campionamenti nella fascia costiera, dei quali 600 in acque di balneazione, a cui si aggiungono migliaia di rilevamenti con apparecchiature oceanografiche. Per tutte le matrici ambientali, spesso quando si grida allo smog, agli sforamenti eccetera, se noi andiamo a vedere i dati di 10 anni fa erano molto peggiori rispetto adesso. Questo però non ci consente di fare sonni tranquilli, perché molto è stato fatto ma molto rimane ancora da fare, quindi il lavoro della Regione continua in questa direzione.